Scatman's World. Siamo su F1 Challenge stagione 1995. Michael Schumacher, Magny-Cours, quarti in classifica, ragazzi. Questa è la stagione che ha portato Schumacher a vincere il secondo titolo mondiale consecutivo dopo quell'anno 1994, veramente l'anno più brutto della storia della Formula 1, comunque uno dei più brutti purtroppo. E niente, partiamo subito su cosa provare questa Benetton. Salve a tutti, vai. In pole position Damon Hill, al secondo posto David Coulthard, al terzo Johnny Herbert. Vai. Dai che si parte, ragazzi. Magny-Cours della Francia non ha più un tracciato di Formula 1, è una roba vergognosa. Per mettere quelle merde di Baku e tutti quei tracciati. Mamma mia, guarda che roba. Questa adesso arriva la curva più bella del tracciato, secondo me. La prossima, non questa, chiaramente questa qua. Curva pazza, frenata mostruosa. Guarda come mi rallenta il mio compagno di squadra, vaffanculo Johnny. È quasi magia, Johnny. Poteva andare un po' meglio sicuramente, ricordo che la difficoltà è 90 su 100 e 100 su 120. Dai che però la monoposto è migliore, cazzo. Mamma mia. Sì, lo so. È partito via qualcosa. Un pezzettino di alettone è andato. Ma se non mi fa passare... Ma cazzo, sei il mio secondo... Sei il pilota... È il secondo pilota, cazzo. Vai fuori dai coglioni. Dai, Johnny Herbert, il coglione. Okay. È lotta vera, signori, Era tanto, ho fatto pochi giri qua, Magny-Cours non sono esperto, non lo faccio da tanti anni. Mi ricordo Formula 1 95 per PlayStation 1. In testa, no, era in inglese, con Johnny Herbert, David Coulthard. Grande sorpasso su Johnny Herbert. Adesso le due Williams scatenate, ragazzi. Lotta Benetton-Williams quest'anno. Un po' come nel 94. Dai, ragazzi. Sono concentrato, un attimo, commento poco, scusate. Ho avuto giù i paletti, bello. C'è poco da fare, comunque vado meglio sui giochi di una volta. Sono vecchio il Cume, ragazzi. Il Cumendone è vecchiaccio, è un vecchiaccio ormai. Dai, ragazzi, su. Tutti insieme per superare queste due Williams di merda. Vado a fare veramente una staccata. No! Merda, grandissimo Coulthard. Che mossa di David. Mamma mia che lotta con la Williams di Coulthard. Bravo Kume. Mamma mia. C'è solo Damon Hill, ragazzi, l'uomo che rompe i coglioni. Perché Damon Hill ha vinto poi nel 96. Dai, ragazzi, su. Dai, Comendino. Qua ha frenato tanto, però. Sì,
Sì, lo so, stronzo, lo so. Grazie. Noi che stiamo girando bene la macchina, abbiamo la macchina migliore, fioi, eh. No, però volevo fare un'altra traiettoria proprio, vabbè. Problemi di motore per Montermini. E va bene così. Merda, ah, lungo. Lungo. Non ce la faccio, ragazzi. Il è un passo gara importante. Bisogna vedere poi quei pit stop. Lo so. Dai che sbaglia. Stiamo girando anche bene. Ecco, se mi mettevo per esempio, non so, una Ferrari, sicuramente non ero qua in questa posizione. Questa è una delle cose più belle di sta super mod, che è proprio fatta bene. Passo gara dei piloti, delle monoposto, delle prestazioni, diciamo. Mamma mia che lotta, un caldo anche, ragazzi, asfissiante. No, quanto ho frenato qua. Oh, attenzione, va a sbagliare anche. Va a sbagliare io, ne approfittiamone. Dai che è sotto pressione Demon. Ma qua sbaglio anch'io però. Dai. Sto tenendo anche benino il carburante. Sei positivo. Dai che va ancora sull'erba, ragazzi. Io sta soffrendo adesso, Io soffre. Veramente si sbagliava di più in questi anni qua. Le monoposto erano più difficili da guidare. No! Eccola là. Scusate ragazzi, piccole censure comendiane. Guarda, ero primo. Perdo 2 posizioni, pazzesco. Ecco, vaffanculo demonil di merda. Ah, la cosa da perdere sta gara. Vorrei prenderla in pieno questa, ma non ce la faccio. Che erroraccio che ho fatto. Basta, se ne stanno andando le Williams. Ok, devo andare anche in box. Non ancora, mamma mia. Ho anche problemi alla macchina comunque. Non è messa bene. Chiaramente la Williams è pronta ai box, è normale. Devo capire se posso fare un altro giro, ragazzi. Bandiera gialla intanto, perché? E io la rischio, fioi. E io la rischio. Me ne sparo un altro, siamo secondi.
Ce la dovrei fare comunque. Così posso anche mettere meno carburante e uscire prima. Rischio per Michael. Ok. Il mitico Ukko Katayama, ragazzi, un idolo Ukko. Sta culo mi sta sul cazzo ormai, eh? L'amavo tanto, sto sul cazzo adesso. Purtroppo avevo guadagnato qualcosa da Coulter, ma ho riperso tutto. Questa l'ho presa male. Ho problemi anche le gomme, cazzo. Non è a posto, è la vettura. Non ho più carburante ormai. Sì, tutti sono pronti ai box. Ok. Buono. Box, box, box. Dai. Veloci, ragazzi. No. Perché? Non ci credo. Non ci credo. Errore ai box. Cosa è successo? Non ci voglio credere. Non arriverò mai. Ma Dio Cristo, non ci credo. Finisce il carburante. Irvine si è ritirato nel settore 1. Errore il pit stop. Ritiro per il cume. Ma Dio Cristo, ma non ci credo. Infatti carburante, ma dai. Il primo. Non ho parole, ragazzi. Ritirati Irvine veneziano a Montermini. Questa mod è andata male. Che sfiga, raga. Un saluto del comandante veneziano. Prossima mod. Penso Herbert. una mod. Il primo mondiale di Sebastiano Bibitar Vettel 2010. Raga, un saluto del comandante veneziano e vaffanculo. Ciao.